Assessore Scocimarro, mi è piaciuto molto il suo intervento sulle casse di espansione, è stato pubblicato un paio di giorni fa dal Gazzettino, mi è piaciuto molto. Ecco, vogliamo spiegare perché il suo assessorato è contrario alle casse di espansione? Abbiamo questo superato, lo dicono gli esperti, gli studiosi, i professori, gli scienziati, quindi oggi, dopo tanti anni, si ritiene superato questo tipo di contenimento del fiume. Il tagliamento è un fiume che potrebbe diventare pericoloso per l'uomo, per la vita umana, e quindi andremo a intervenire con altri tipi di interventi. Io sono ambientalista, ecologista, ma per un ambientalismo delle volte umano bisogna far convivere il fiume con la presenza dell'uomo e quindi andremo a intervenire in questo senso, per mettere in sicurezza tutte le popolazioni ma anche il nostro bellissimo fiume. Difatti con la collaborazione di tutti i comuni andremo a far sì che venga riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'UNESCO Man and Biosfera, cioè quello che ho appena detto, compatibile con la presenza dell'uomo, la massima salvaguardia del fiume Tagliamento. Sono interventi ormai desueti, lo ha detto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, parlava anche di un DPCM a livello nazionale. Poi noi per il Piave, fiume sacro della patria, al quale noi siamo molto legati, ma la zona lì di Ciano e della zona dei morti, l'isola dei morti, va preservata e va tutelata perché è ormai patrimonio della storia d'Italia. Ecco, se si sente di intervenire anche sulla posizione dell'altro fiume che è simile al Tagliamento perché è un fiume torrentizio, sempre sulle casse di espansione. Non intervengo, però diciamo che come per noi, anche per il Veneto, eravamo contrari al piano alluvioni che è stato predisposto dagli organismi nazionali, e quindi dopo un anno di interventi sia da parte del mio assessorato ma pure da parte del mio collega del Veneto Bottacin e dei suoi funzionari dirigenti, abbiamo cambiato questo piano alluvioni che riguardava appunto da parte del Veneto e della nostra regione Friuli-Venezia Giulia, e quindi oggi c'è un piano che riguarda altri tipi di interventi di mitigazione per quelle che prima o poi, ai noi, saranno le piene importanti del fiume. Cioè sgaiarlo, pulirlo. Soprattutto questo, ma anche altri interventi come mettere degli interventi di eliminazione, perché ricordiamo che quando il fiume è in piena è devastante, non possiamo pensare di evacuare un'intera città come la Tisana, che se non si fa nulla gli abitanti, i 15.000 abitanti della Tisana, sono a grave rischio. Come San Donà, quindi non casse di espansione ma pulizia. Soprattutto quello.